Uffa, ho perso i miei superpoteri di Michel Escoffier, La Margherita Edizioni. Il giorno in cui ho scoperto che potevo volare, ho capito di essere una bambina speciale. Subito mi sono data da fare per conoscere e sviluppare tutti i miei superpoteri. All'inizio ho avuto qualche problemino, ma a forza di provare ce l'ho fatta! Il mio superpotere preferito? Far sparire le cose. Ho bisogno solo un po' di concentrazione. E hop, non c'è più. Ma non sempre funziona. Adoro anche attraversare i muri, camminare sul soffitto e rendermi invisibile. Nel tempo libero mi metto alla prova con nuove abilità, ad esempio comunicare con gli animali. Cerca l'osso! Alzati! Alzati, ho detto! Al momento però mi riesce solo meglio con le piante. Ferma lì! Certi giorni più di altri mi convinco di non essere una terrestre, ma di venire da un altro pianeta. Altrimenti, come si spiega il fatto che posso respirare sott'acqua? O spostare gli oggetti senza toccarli? Oppure andare indietro nel tempo? Mi ero sempre domandata se mamma e papà fossero al corrente dei miei superpoteri, fino al giorno dell'incidente. Stavo volando tranquillamente per il giardino quando improvvisamente, paf! Basta superpoteri, andati, finiti! In ginocchio mi faceva tanto male e così ho cominciato a piangere. La mamma è subito accorsa in mio aiuto. Mi ha dato un bacio e come per magia, mi sono sentita molto meglio. Il ginocchio bruciava ancora, ma poco poco. E in quel momento ho capito che anche la mamma ha dei superpoteri.